Avete avuto modo di notare, così come gli addetti del settore, che in pochi mesi il governo Musumeci ha messo in campo tutta una serie di iniziative. Intanto un nuovo disegno di legge che mette ordine alla materia e dopo 21 anni si occupa in maniera organica e complessiva del settore della pesca. Accanto a questo appunto tutta una serie di misure comunitarie, di bandi che abbiamo messo in campo. Abbiamo 118 milioni di euro del FEAMP che gestiamo su 3 assi, quindi la possibilità di far crescere le aziende, di ammodernarle, di rendere la pesca sempre più compatibile con l'ambiente. Poi il grande tema della trasformazione del pescato, quindi quell'industria pulita che chiaramente non inquina ed è in grado di conferire uno straordinario valore aggiunto al prodotto, e poi il grande tema dell'acquacoltura. Oggi l'Italia, il sistema paese, importa 4 miliardi di euro di pesce da acquacoltura, spesse volte parliamo di pangasio del Vietnam, e nel frattempo la Sicilia era ferma a soltanto 12 milioni di fatturato in termini di produzione di acquacoltura, quindi stiamo spingendo anche su questo asset per conquistare spazi di mercato che sono alla nostra portata e che sono enormi. Avremo l'opportunità di ascoltare autorevoli esponenti del governo regionale, del sistema delle imprese, che racconteranno un po' dal vivo direttamente quelle che sono le opportunità, che sono tante, vanno messe a sistema, vanno finalizzate alla valorizzazione del nostro sistema delle imprese, nella capacità di internazionalizzarsi, ma anche nella nostra capacità di attrarre imprese dai paesi, da altri paesi, per scambi di esperienze e per rafforzare le filiere, che nel caso di Bluesiland ovviamente ruotano attorno a quello della Blue Economy, della Blue Economy Zone, come nella intuizione felice del compianto Giovanni Tumbiolo, che vide in quel blu del mare Mediterraneo una zona economica non da spartire ma da valorizzare. Enrico Granara, coordinatore Euromed del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Oggi uno spunto importante per i giovani, quello della giornata informativa sul progetto Europa Sicilia 2020, quali prospettive e soprattutto quali programmi in cantiere per la crescita della Sicilia e di tutte le filiere agro-ittico-alimentari? Bene, io credo che questo incontro di tipo seminariale, workshop, vada inserito senz'altro in un ambito più vasto, che è quello delle politiche regionali siciliane in un quadro italiano ed euro-mediterraneo. Tutto questo per quanto riguarda le possibilità di intervenire con azioni di ricerca e sviluppo nella biodiversità marina e in tutte le applicazioni che questa comporta, e in un quadro più ampio, dicevo, di rilancio economico e rilancio delle produzioni, che sono quelle tipiche della regione siciliana, l'agroindustria e il mare, secondo una linea e un'intuizione ancora nel 2008 del nostro compianto Giovanni Tumbiolo, che una settimana prima di mancare mi aveva chiesto di occuparmi di questo convegno di oggi al Teatro Garibaldi, e adesso ho capito anche perché è evidente che noi come Italia dobbiamo inserire le elaborazioni che vengono fatte in una sede come questa, in un meccanismo che porti a far valere le nostre tesi, le nostre proposte, i nostri interessi nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo. Vedo questo convegno di oggi in collegamento stretto da un punto di vista proprio concettuale e operativo con l'evento che terremo domani al Teatro Caruso sulla lotta alle plastiche, alle microplastiche nel Mediterraneo, perché gli approcci possono essere diversi, ma la realtà del mare è unica.